Oggi parleremo dell'aguglia, un'altra delle specie povere. Effettivamente non lo troviamo spesso sui nostri mercati, invece è una specie estremamente interessante. Si pesca nel periodo estivo, primavera-estate, quando comincia ad avvicinarsi alla costa e si cattura appunto con delle reti appunto denominate agugliare. Una particolarità di questa specie, che può essere anche interessante anche quando la facciamo consumare ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, ha sia le vertebre che le spine di un bel colore verde. Da che cosa lo riconosciamo non l'ho detto, ma è semplice, dal famoso becco dell'aguglia molto lungo e tra l'altro raggiunge anche notevoli dimensioni, può raggiungere anche 70-80 cm di lunghezza. Anche questa specie, così come per la sardina, per l'acciuga e altri pesci azzurri, è una specie gregaria, più solitaria quando comincia a avvicinarsi alle coste della nostra Sicilia. D'estate lungo le nostre coste non è difficile incontrare un'aguglia solitaria che superficialmente nuota a fianco a noi.